Buongiorno, oggi siamo a Villa Poiana, in comune di Poiana Maggiore, in provincia di Vicenza, in prossimità del centro abitato, sulla strada che proviene da Montagnana, di fronte all'antico castello, già Paltinieri, poi della famiglia Poiana, al di là della strada. Qualche anno prima, del 1550, il nobile Bonifacio Poiana, benemerito nelle milizie della Serenissima Repubblica di Venezia, con diritti feudali e molti possedimenti sul territorio di Poiana, ordinò all'architetto Palladio di costruire una residenza di prestigio per la sua famiglia e che nello stesso tempo fosse di utilità per l'attività agraria. Andrea Palladio elaborò un progetto originale e semplice che sicuramente fu portato a conclusione entro il 1555 per quanto concerne la residenza principale. La villa si presenta leggermente sopraelevata sul piano campagna. Una scalinata, alle cui basi ci sono due statue raffiguranti Giove e Nettuno dello scultore Antonio Albanese, risalenti però al 1658, porta al piano rialzato, sulla cui entrata si apre una loggia evidenziata da una serliana con doppio arco e 5 oculi. La stessa soluzione venne adottata pure per la facciata posteriore. La costruzione non ha particolari forme ornamentali. Sopra la loggia d'ingresso si innalza un timpano sormontato da 3 statue rappresentanti la pittura, la scultura e l'architettura. Al centro del timpano era prevista ed esisteva una finestra per arieggiare il sottotetto, murata però negli interventi di restauro degli anni 70 del secolo scorso. Entrati nella loggia, la volta a crociera di questa è affrescata con motivi commemorativi attribuiti a Giambattista Zelotti, datati circa al 1558. E sul portale si trova il busto di Bonifacio Poiana, sormontato da stemmi e trofei militari. Di fronte ci sono gli stemmi della famiglia di Pietra da Porto, moglie di Bonifacio. L'interno è caratterizzato da un'impostazione a croce commissa, sala d'ingresso centrale rettangolare con i lati locali di servizio anteriori e stanze e sale laterali. Gli affreschi e le decorazioni interne furono effettuate tra il 1555 e il 1563 ad opera dello scultore Bartolomeo Ridolfi per gli stucchi e i pittori Giambattista Zelotti, Sala Centrale, Concilio degli Dei, Anselmo Canera, Imperatori nella Sala degli Imperatori, Bernardino India, autore delle grottesche. Nel progetto originario dovevano esserci 2 ali arretrate rispetto al corpo centrale della villa e 2 annessi rustici porticati, barchesse, uno per lato. Di fatto fu costruita solo in tempi successivi la barchessa a sinistra o settentrionale.
portata a termine nel 1615 dal nipote di Bonifacio, Niccolò Pojana. Risale invece alla prima metà del Settecento l'ala arretrata a sinistra della villa, realizzata da Alessandro Pojana. Nel corso dell'Ottocento si costruì il fabbricato di collegamento tra l'ala sinistra e la Marchesa Nord. Nel 1963 la villa fu acquistata dall'Istituto regionale per le ville venete, che da allora fece vari interventi di restauro e di conservazione.